Il decreto sicurezza targato Matteo Salvini divide i sindaci. Se da una parte i primi cittadini leghisti fanno quadrato, dall'altra molti di quelli del PD sposano, anche se con linee diverse, la rivolta del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, contrario all'articolo 13 del decreto, che stabilisce che il permesso di soggiorno rilasciato a richiedente asilo costituisce sì un documento di riconoscimento, ma non più sufficiente per iscriversi all'anagrafe ed avere quindi la residenza e la carta d'identità. Orlando invita i sindaci alla disobbedienza, ovvero a non applicare la legge. Nella sostanza quello che afferma il sindaco Orlando di Palermo è sacrosanto. Poi nella forma non so se il sindaco Orlando o qualsiasi sindaco possa avere con un'ordinanza il potere di imporre a un funzionario di non applicare la legge, perché se la legge dispone una certa cosa è difficile convincere un funzionario a non farlo, perché il funzionario è un tecnico e ha il dovere di applicare la legge qualsiasi essa sia. Il decreto sicurezza va cambiato, continua Poletto. È fondamentale avere quanto prima un incontro con il ministro dell'Interno. Si dice che si vogliono ridurre i clandestini, in realtà il decreto sicurezza aumenta i clandestini e in giro per le strade avremo molta gente che avrà uno status sempre più aleatorio e di conseguenza saranno anche sempre meno identificabili. Mi sto attrezzando in rete con altri sindaci per poter anche noi fare pressione e ottenere un tavolo che almeno in parte possa modificare questa norma, perché se l'interesse di tutti è di tenere fuori dall'Italia i criminali e quindi fare in modo che si possano anche rimpatriare velocemente quelli che si mancano di reati praticamente gravi, questa legge ha tantissime altre cose che con questo non c'entra nulla.